Celebrato il 4 novembre a Comitini, la città del tricolore, in presenza delle massime autorità cittadine e delle scuole. Ascoltiamo in proposito il sindaco Luigi Nigrelli, al microfono di Gaetano Ravanà. Sindaco, lei festeggia il 4 novembre, ha festeggiato oggi a Comitini il 4 novembre, diciamo con un animo un po' diverso, visto che comunque lei ricopre un ruolo nella vita sociale come militare. Sì Gaetano, buongiorno a tutti. L'abbiamo festeggiato oggi perché ci tenevo alla presenza delle scuole. Sabato le scuole erano chiuse, quindi siamo andati a festeggiare il 4 novembre a Porto Empedocle insieme al prefetto e agli altri colleghi consiglieri, nonché alle forze dell'ordine e alle forze armate. Oggi lo abbiamo fatto qui a Comitini, in presenza delle scuole, in presenza delle associazioni combattentistiche d'arma, in presenza delle nostre forze armate. Ci tenevo e ci tengo a trasmettere quei valori a questi piccoli bambini. Abbiamo ricordato quello che è stato la fine della Grande Guerra, la fine della Prima Guerra Mondiale, dopo 4 lunghi anni di duri combattimenti. Abbiamo ricordato tutti quei militari che sono morti in quell'occasione e abbiamo ringraziato, perché oggi oltre a essere la festa dell'unità nazionale anche la festa delle forze armate, abbiamo ringraziato anche le nostre forze armate impegnate non solo in ambiti internazionali, ma oggi le vediamo dal 2008, da quando è partita l'operazione Strade Sicure, le vediamo tutti i giorni in strada a garantire la sicurezza ai cittadini insieme alle forze armate, alle forze dell'ordine. Ci teniamo a ringraziare queste forze armate, questi militari, perché sono impegnati oramai, come dicevo, non più solamente nelle missioni nazionali, ma le abbiamo ritrovate durante il periodo Covid, durante l'attività di controllo normale ormai in tutti i paesi. Li abbiamo visti adesso con la calamità naturale in Toscana, i militari sono anche impegnati lì e quindi diciamo che queste forze armate oramai sono addestrate a tutto, sono addestrate sia nei contesti di guerra, sia nelle attività, nei controlli normali nazionali, sia anche nelle calamità naturali e tutto. Lei è sindaco del paese, si parla di Unità d'Italia, dove è stato issato il primo vessillo tricolore. Sì, ricordiamo che Comitini è la città del tricolore. Grazie a un decreto del Presidente della Repubblica, il 19 dicembre del 2018 Comitini è diventata città per i trascorsi storici. Il 3 luglio del 1859 è stato issato il primo tricolore qui in provincia di Agrigento proprio per combattere i Borboni.